È il G91. Volò per la prima volta 30 anni fa e raggiunge ora 200.000 ore di volo. Sta per andare in pensione, sostituito dal nuovo ed avanzato AMX. Il secondo stormo dell'aeronautica militare ha allora deciso di salutarlo con tutti gli onori, con una cerimonia celebrativa che si svolgerà domenica prossima all'aeroporto militare Ancilotto di Sant'Angelo. La manifestazione durerà circa 2 ore e vedrà la partecipazione della pattuglia acrobatica nazionale. Questo velivolo, che vediamo infatti usato in queste evoluzioni dai bravissimi piloti del secondo stormo, è un po' la storia moderna dell'aeronautica e rappresenta anche un importante strumento di difesa aerea nel caso di improvvise aggressioni. Si tratta insomma di un compagno di viaggio dell'aeronautica militare, un compagno che ha salvato la vita a molte persone consentendo il loro trasferimento in ospedali specializzati per interventi chirurgici che abbisognavano di particolare urgenza. E adesso è arrivato il momento di cedere il posto a lui, la AMX. Arriverà da Torino per fare il passaggio di testimone nel corso della cerimonia. Il velivolo, pilotato dal comandante Nappi, capocollaudatore dell'Aeritalia, è un caccia realizzato in coproduzione tra la stessa Aeritalia, la Aermacchi e l'Embraer brasiliana. Per questa manifestazione l'accesso all'aeroporto potrà avvenire tramite pullman militari a partire dalle 8:30 da Piazzale Pistoia e l'incrocio della tangenziale in via Nualese, oppure con mezzo militare dall'ingresso principale di Sant'Angelo a partire dalle 10:30. La difesa aerea si deve per forza evolvere, ma chi ha usato e visto il G91 domenica prossima non sarà del tutto allegro.